Buonasera a tutti e benvenuti alla terza giornata di Strangius, testimoni del nostro tempo. Il tema di questa serata sarà letteratura e censura. Il primo ospite di oggi sarà presentato da Maria Grazia Cossu, che ha compiuto i suoi studi a Cagliari e si è laureata in pedagogia, in lettere moderne e da anni insegna lettere nella scuola superiore. Attiva su più fronti nell'associazionismo locale, è presidente dell'associazione Anni d'Argento, Università della Terza Età di Serramanna. Coordinerà l'incontro con la professoressa Alessandra Cenni. Però prima di cominciare, oggi ci farà compagnia tutta la sera con il suo reading musicale l'associazione musicale Giuseppe Verdi di Serramanna. Per questa serata vi presenteranno 3 brani che sono pertinenti con il tema della serata, ovvero donne e censura. La prima canzone che vi faranno sentire è Il gigante e la bambina di Lucio Dalla. Questa canzone, nonostante sembri il racconto di una favola, in realtà racconta una tragedia. La vicenda raccontata nel brano ha come protagonisti un pedofilo, il gigante, e la sua vittima, la bambina. Il testo, scritto da Paola Paluttino, fu ispirato a un fatto di cronaca. È la narrazione di uno dei crimini peggiori che un uomo può commettere, eppure, quando per la prima volta Ron la interpreta, viene censurato. La paroliera, difatti, nel 71, alla prima uscita al pubblico della canzone, è stata costretta a modificare il testo. Ciò nonostante, è sopravvissuta una versione originale della canzone ed è quella che vi presenteremo oggi. A voi la banda musicale Giuseppe Verdi di Serramanna. Buona serata e buon ascolto.
Buonasera, ho il piacere di presentarvi una studiosa di grande spessore che persegue una serie di studi molto importanti e anche abbastanza originali nell'ambito della letteratura italiana e anche inglese. È la professoressa Alessandra Cenni e oggi abbiamo il piacere di presentare due lavori molto importanti che lei ha svolto a partire dagli anni '80. Si sta occupando di due scrittrici particolarmente importanti della nostra letteratura. Una è la poetessa Antonia Pozzi, l'altra è la scrittrice Sibilla Leramo e Cordula Poletti. Allora, il motivo per cui la professoressa Cenni è stata inserita in questo convegno, in questo festival, è appunto un altro importante modo con cui si può declinare la parola appunto bandito. È una espressione, dirò solo due cose, un'espressione molto importante, molto particolare, perché qui ad essere banditi sono certi scrittori, oppure certi autori, certi critici che affrontano anche con taglio nuovo un'analisi appunto del testo, della letteratura. La professoressa Cenni già dagli anni '80 ha iniziato ad occuparsi di Antonia Pozzi, una scrittrice, una poetessa che è morta a soli 26 anni, appunto era nata nel 1912 e morta nel 1938, di grandissima importanza letteraria, ma una scrittrice una poetessa che non aveva pubblicato neanche un libro di versi nel momento della sua morte, quindi tutta la sua fortuna è postuma. E la professoressa Cenni ha contribuito moltissimo a raccogliere, svelare, interpretare, riproporre, insomma anche in chiave filologica, i testi di questa autrice molto singolare, che era amica di Montale, amica di Vittorio Sereni. Ha partecipato in qualche modo ad un ambiente letterario molto significativo all'inizio del Novecento. I testi su cui la professoressa si esercita sono soprattutto testi legati anche alla scrittura personale, quindi diari, epistolari, autobiografie, e su questi tenta di ricostruire un discorso che è insieme critico e insieme personale sull'autore che sta trattando. Allora, questa è solo una piccolissima introduzione. Infatti le opere che presentiamo stasera sono in particolare l'opera di Antonia Pozzi, è un libro della Mondadori, Poesia, lettere e altri scritti, dove compare un testo molto importante sulla vita, sulla biografia di Antonia Pozzi, e poi invece un altro libro che si intitola Lucida follia, lettere d'amore a Lina, che sono appunto le lettere d'amore che la scrittrice Sibilla Leramo intorno agli anni 1909-1910 ha dedicato a questa sua amica Lina Poletti. I temi sono temi, quindi possiamo capire, molto importanti, molto originali, molto personali, spesso contrastati dalla letteratura, spesso contrastati anche dagli stessi studiosi che appunto confondono quelle che possono essere le scelte personali, anche appunto sentimentali o comunque della propria vita intima, con un canone che invece deve rispecchiare determinati canoni, determinate caratteristiche legate anche al decoro e a un certo sentire. Ecco, all'interno di questo grande discorso io volevo chiedere alla professoressa Cenni se brevemente vuole presentare il motivo per cui questo libro che oggi andiamo a interpretare, che andiamo a presentare, In riva alla vita, che lei aveva già preparato appunto a partire dagli anni '80, è stato a lungo tenuto nascosto ed è stato censurato e l'ha portata anche ad un lungo processo con i 3 gradi di giudizio da cui è stata assolta. Benvenuta professoressa. Allora, sì, innanzitutto vi saluto e vi ringrazio molto di questa opportunità e mi dispiace veramente tanto non essere in Sardegna, che io amo tantissimo, ero molto contenta di poter raggiungervi, però è successo un problema di famiglia imprevisto e non ho potuto. Spero che ci siano altre occasioni. Quindi comunque ringrazio veramente di questo invito. Devo dire che appunto
avevo anche discusso un po', cercato di capire con Giuseppe le motivazioni, cioè dell'iniziativa di provocatoria, che mi piaceva insomma l'idea, come potessi rientrare in un discorso di questo tipo, che è un discorso naturalmente appunto polemico e carico di motivazioni culturali militanti, ribellistiche, insomma, che comunque mi trovavano assolutamente d'accordo, perché in effetti io ho cominciato a studiare questa poetessa subito dopo la mia laurea, che tra l'altro avevo fatto su Sibilla Leramo una tesi, ero molto giovane, avevo saputo delle poesie di questa giovane autrice che era morta suicida, e Vittorio Sereni, che avevo contattato in quel periodo proprio per avere indicazioni di lavoro, mi aveva indicato che avrei potuto lavorare a trovare queste carte presso il convento delle Suore del Preziosissimo Sangue di Monza. E allora io ho deciso di andare a insegnare, ho insegnato per 10 anni in questa scuola delle Suore, per poter accedere ai documenti di questa straordinaria poetessa, però non c'era ancora l'ambizione, cioè non si aveva l'idea della grandezza di lei, sia perché era morta giovane, sia perché il peso della scelta ultima, insomma, del suicidio, ostacolava un po' la visione, soprattutto rispetto alle naturalmente le suore che gestivano questo fondo per la volontà testamentaria della madre, di una maggiore ambizione. Ecco, quindi io l'avevo messo in contatto con Vano Scheiviller, da lì è partita poi le pubblicazioni mercanti, per arrivare poi che la Rizzoli mi aveva chiesto di scrivere questa biografia, l'ho scritto appunto nel 2002, e che ha avuto molto successo, però io appunto le persone che l'avevano letto sono complimentate, non c'erano problemi, nel senso, anzi, io ero giovane, ero da poco a Milano, mi sentivo anche già, come dire, in contatto con gli ambienti importanti, no, editoriali, e questa situazione mi si è completamente bloccata dopo che mi hanno appunto una parente del professore con cui Antonia Pozzi aveva avuto una relazione molto importante, comunque ai tempi del liceo era il suo professore, lei l'allieva, di 16enne, e la pronipote del professore mi aveva intentato una causa per diffamazione dopo l'uscita di questo libro. Ora, siccome effettivamente come poi è stato indagato anche da un giornalista, no? Cioè, sono state pochissime in Italia delle questioni proprio legate anche alla censura. Censura poi di che? Perché se voi leggete questa biografia, che adesso compare nel libro che è disponibile di Mondadori, in cui ci sono le poesie della Pozzi e anche l'intera biografia che ho potuto ripubblicare, magari si possono fare osservazioni, non so, che c'è troppi elementi storici, che ci sono delle parti noiose, non so, che sono sicuramente dei difetti, ma assolutamente non c'è niente di cui ci si potesse offendere. Il problema era che questi parenti non volevano che si sapesse che il loro, diciamo, lontano parente aveva avuto una relazione con questa giovane poetessa, e che probabilmente proprio la conclusione tragica di questa relazione, il fatto che lui si sia tirato indietro, non abbia, come dire, ha voluto assumere la responsabilità di questa giovane e portandola via la famiglia, che era contraria naturalmente a questa unione, non voleva essere fatto conoscere. Allora sono stata proprio bersagliata in una maniera veramente incredibile, perché ho dovuto per 10 anni, mi ha seguito un studio legale di Milano, che naturalmente poi abbiamo trionfato in ogni grado di giudizio, addirittura i giudici nelle sentenze hanno fatto i complimenti al libro, però mi chiedevo come poteva essere che in Italia, perché per esempio in Francia non è che i processi vanno fino in Cassazione, hanno un costo, no, per delle cose di questo tipo, mi sono stupita che si potesse portare avanti fino a questo punto una questione che riguardava un tema fondamentale. C'era
cioè è stata effettivamente una relazione platonica o una relazione anche, come dire, completa tra queste due persone? Ecco, su questo tema credo che ci sia anche una libertà di interpretazione, e poi siccome io ho parlato anche, come dire, ho trattato con molta delicatezza sia l'uno che l'altra, anche il professore che aveva una sua, come dire, tragica dignità, no? In questa situazione di cui non era assolutamente in grado di portare avanti, non aveva la forza per farlo, non capivo veramente perché si erano così accaniti con me, e tuttora non lo capisco. Ho avuto un danno enorme sul piano, diciamo, economico, ma anche psicologico. Avevo appena iniziato, come dire, a Milano, speravo, ecco, invece con alcuni editori non ho più potuto pubblicare, anche se mi hanno riconosciuto che avevo ragione. Quindi il danno che è stato fatto, non ho avuto nessun riscontro, diciamo, non ho avuto nessun risarcimento da questo punto di vista. Anzi, la prima a seguirmi è stata un'avvocatessa di Cagliari, una mia amica che sempre per caso mi ascolta, ho perso di vista, la Roberta Melis di Cagliari, che mi ha aiutato inizialmente, prima di arrivare all'avvocato di Milano, per capire che tipo di comportamento legale potevo tenere per difendermi. Quindi anzi voglio ricordare che in qualche maniera la cosa è tornata in Sardegna, perché da lì è partito il primo aiuto veramente solidale l'ho avuto da questa amica. E niente, sì, ero veramente stupefatta e molto amareggiata dal riscontro strano, insomma, che c'è stato in relazione a questo libro. Allora, ci fa piacere che questa vicenda ormai si sia conclusa, e quindi auguriamo veramente grande successo e nuova linfa un po' a tutti i suoi studi e a quello che verrà ancora in seguito. A proposito di Antonia Pozzi, iniziamo a parlare di lei, poi parliamo dell'altro libro. Ci vuole raccontare brevemente chi è Antonia Pozzi, in che ambiente è cresciuta, e poi questo grande amore per Antonio Maria Cervi, che ancora una volta, leggendo il suo libro, ho visto che proveniva dalla Sardegna. Comunque il padre insegnava a Cagliari, anche lui aveva insegnato a Cagliari e poi si era trasferito a Milano. Sì, la Sardegna torna. Sì, appunto, l'Antonia fa parte di quelle personalità di difficile decifrazione, ma perché bisogna proprio accostarle con grande rispetto e grande delicatezza, che sono delle personalità soprattutto femminili della poesia, che hanno avuto anche esistenze difficili, anomale. Io sono sempre stata e tuttora appassionata di andare a cercare, tirare fuori dai cassetti, dal silenzio, no? questi scritti così importanti delle donne, e quindi l'ho fatto con la Dickinson, ultimamente anche con Margherita Dalmati, insomma vado un po', cioè la Dickinson non ha bisogno perché era famosissima, però anche lei si era chiusa in casa, no? Aveva un'esistenza abbastanza difficile. Per quanto riguarda l'Antonia, ecco, che adesso è famosa, cioè considerata come la considerava Montale, forse una delle più grandi poete italiane del Novecento, mi aveva colpito proprio il fatto che non avesse potuto pubblicare nulla, sebbene appunto la sua famiglia era una famiglia molto in vista a Milano. La madre era nobile, discendeva da Tommaso Rossi, amico del Manzoni, però lei, pur in questo contesto di privilegio, no, avrebbe potuto essere una ragazza, no, felice con tutto quello di cui poteva disporre, i suoi desideri erano realizzati, no, immediatamente, ma non era assolutamente felice, al contrario, era completamente estraniata dal suo ambiente, diversa, appunto strana rispetto al suo ambiente, e anche all'ambiente universitario che frequentava in quel periodo alla Statale di Milano, in cui c'erano poi dei personaggi che sono diventati molto famosi, gli amici poeti, no? Denzo Paci, Dino Formaggio, appunto Vittorio Sereni, a Remo Cantoni, per cui ci sono anche dei suoi amori, perché lei ovviamente si innamorava anche facilmente, come capita a chi ha una sensibilità particolare, molto una capacità di effusione straordinaria, però doveva sempre rientrare su questi suoi desideri e avrebbe da lunga preferito invece lavorare per vivere, cioè avere quel necessario, quella concretezza che in quell'ambiente, in quella campana di vetro, per citare
una frase estremamente efficace di Sylvia Plath non poteva avere, era come soffocata dentro questa cosa. E la rivelazione di questo professore, dell'amore per questo professore, è un'altra illusione, e probabilmente è proprio quello che poi l'ha portata nel tempo a poi togliersi la vita a quell'età. E tutte le sue poesie sono rimaste dentro un quaderno che lei aveva manoscritto e che abbiamo potuto poi, tra l'altro è stato anche ritoccato e corretto dal padre, in modo tale che il padre aveva un po' riportato secondo il suo gusto alcune poesie della figlia, ed alcune proprio le ha distrutte, e ha distrutto anche il testamento. Quindi ecco, queste cose mi bastavano per dire dobbiamo tirar fuori il più prima possibile la verità su questa vita e su queste case. In fondo è come se Antonia, come se il padre di Antonia fosse alla fine il suo più grande nemico, vero? Le ha tarpato le ali, le ha impedito di inseguire un pochino i suoi sogni. L'amava molto, poi capita a volte i rapporti, come dire, il padre era molto ambizioso nei confronti della figlia, forse ha vissuto questa sua presa di posizione, questa vocazione ad altro, no? Qualcosa di assoluto, ma anche politicamente, poi vi dirò, ma come un tradimento forse da parte della figlia, che non era quello che lui avrebbe voluto. E tra l'altro il padre aveva come dire, un ruolo all'interno del fascismo, podestà eccetera, e invece Antonia, anche se non aveva proprio una consapevolezza che poi porterà altri suoi compagni alla resistenza, poi lei è fermata prima purtroppo, ma aveva questa coscienza etica molto forte, il senso e nel suo testamento lo scrive. È anche colpa di questo regime che sta facendo sfiorire, diciamo, sta tradendo la nostra giovinezza, però ecco, sul testamento è stato distrutto, quindi il padre l'ha ricostruito a memoria e quindi tanta parte non ci manca, e poi naturalmente anche queste delusioni di questi amori che uno dopo l'altro prendevano le distanze, forse per paura di fronte a questa ragazza troppo ricca di tutto, ricca interiormente, impegnativa. Ecco. Allora, la sua poesia denota questa intensa sofferenza interiore, no? Mentre lei invece ha una scarsa consapevolezza del suo valore. D'altra parte quello che, come dire, meraviglia maggiormente sia il professor Cervi, ma poi anche il professor Banfi che l'accoglie e che sarà il suo professore della laurea, è questa sua grande richiesta di aiuto, questo voler conoscere, no? Questa capacità di affrontare temi veramente impegnativi anche da un punto di vista esistenziale. Banfi è anche un filosofo. Ecco, questa è una condizione un po' anomala rispetto alla donna degli anni 25-30 forse, nella cultura del tempo. Sì, erano poche le donne che arrivavano a studiare a quei livelli, e per di più lei era molto cambiata, era molto brava, la sua tesi su Flaubert è un capolavoro, anche se forse oggi come oggi può anche darsi che degli accademici di oggi avrebbero trovato da ridire perché era troppo creativa, aveva troppa personalità, e oggi ancora più di prima, cioè vanno avanti proprio delle ricerche anche nell'università molto omologate, cioè quasi, ecco, delle situazioni molto originali, è raro trovarle, dei lavori molto originali. E comunque sì, con Banfi anche c'era un rapporto di non comprensione, perché lui non l'aveva capita del tutto, addirittura diceva che era una sorta di Madame Bovary. No? Assolutamente no, lei non inseguiva il suo sogno, non era una donna di provincia che voleva realizzarsi attraverso un amante, e quindi mi sembra anche da parte dell'ambiente colto di Milano una non comprensione della sua originalità, della sua grandezza, e quindi sì, questo sarebbero molte cose da dire in proposito. Comunque un ultimo autore che lei stava studiando, ma per sua scelta, è stato Huxley, che è attualissimo, Aldous Huxley, e che è stato uno dei primi a studiare. Molto interessante questo aspetto, andava verso una direzione quasi un po' proprio degli studi sul futuro, no? Il nuovo mondo, la distopia, possibile ventura, no? Quindi una direzione che a noi c'è anche molto, ci interessa, no? Ci coinvolge. Invece la modernità di Antonia Pozzi, secondo lei in che cosa risiede?
La modernità è anche nel suo stile, perché è una poesia assolutamente essenziale, senza ridondanze, molto assoluta, e anche nella sua introversione, se vogliamo, no? Non era, parla proprio con la voce dei giovani, che la giovinezza che non trova scampo, no? Che si trovano in una dimensione storica che li esclude o non li comprende, e che però resistono allora quella generazione attraverso la parola, che era la salvezza dalla tempesta, ecco. Quindi lei che rifiutava questa situazione in fondo di privilegio, appunto non le interessava, avrebbe voluto fare una scelta completamente opposta, però si è trovata in un contesto che l'ha esclusa, ecco, questa è la bandita in un certo senso, no? Quindi avrebbe dovuto proprio, e non erano i tempi perché era il 38, tra l'altro c'erano le leggi razziali, periodo proprio oscuro, la vigilia della seconda guerra mondiale, quindi non ce l'ha fatta, ma la sua modernità è proprio nell'assolutezza, secondo me, con cui viveva, questo senso come esempio, no, di poesia intensamente intellettuale, perché alla luce della coscienza, anche razionale, anche se emotiva, non si disperde mai. No? Perché sente questa necessità di andare a fondo proprio delle cose, delle esperienze, e una voce proprio universale, senza mai ritenere che questo fosse un privilegio per lei, ma anzi con un senso molto umile di porsi. Quindi i miei versi sono storti e secchi come rami, sono vestiti di veli bianchi strappati. Riteneva di non essere un grande poeta, però questa era la sua vocazione. Vivo della poesia come le vene vivono del sangue, quindi non poteva essere altrimenti. Quindi mi sembra che oggi, tra l'altro, interessante che nell'era dei social e del web, la poesia della Pozzi, che anche soltanto quando ho cominciato a studiarla, no? Quando è stato 30 anni fa, non si conosceva neanche, chiedevano tesi di laurea, il professore diceva: ma chi è questa Antonia Pozzi? Non la conosciamo. Adesso circola in rete moltissimo, è nota ai giovani, è nota perché arriva un po' a tutti, ognuno poi può recepirla in modo diverso, però la poesia vera arriva a tutti. Un po' come Alda Merini, no? La poesia della Merini può essere, magari i critici storcono il naso, ma ho detto, ma era una poesia veramente, perché lei si identificava con la profondità, insomma, no? Della natura, non poteva essere altrimenti. Secondo lei perché non ha mai pubblicato nulla, neppure in riviste letterarie, che pure ha contribuito a far nascere? Ma penso che in parte non si riteneva forse pronta per la pubblicazione. Aveva fatto tutto un quaderno con cui ha manoscritto, un quaderno ben rilegato, che ho potuto vedere, studiare tante volte, e poi anche un'altra verità: non la pubblicavano. Cioè non solo lei, che forse avrebbe voluto essere pubblicata, e in questo caso però compagni di università e i suoi amici poeti non hanno fatto molto per farla conoscere al tempo. In qualche modo, quel primo a riconoscerla quanto grande grazie all'intervento di Vittorio Sereni, che non se ne è occupato direttamente ma attraverso Montale, è stato appunto Montale che ha detto le prime cose importanti su questa poesia, appunto Montale. Passiamo anche a Sibilla Aleramo, il tempo fugge. Il tempo è certo. Allora, per Sibilla Aleramo lei ha pubblicato la raccolta di lettere d'amore a Luina, Lucida follia, che risalgono appunto a questo periodo 1909-1910. Sibilla Aleramo ha pubblicato nel 1906 una vita, e da qui è nato un po' tutto il suo grande successo, no? È una donna molto importante, vissuta sino agli anni 60, molto più grande di Antonia Pozzi perché è nata negli anni 70,
intorno al 1870, quindi è un'altra generazione, un altro sì. spesso, ecco, ce la vuole presentare brevemente fino all'incontro. Anche se ho vissuto più a lungo di lei, sì. è proprio l'opposto, e sono contenta di averle studiate e amate entrambe. Anzi, la mia tesi di laurea era proprio per Sibilla Leramo, e nell'82 avevo tirato fuori, proprio pubblicato oltre le 600 pagine della mia tesi, anche queste lettere, e questo mi è costato un po' l'università. Ecco, poi sono entrata all'università all'estero, non in Italia, perché questo lavoro filologico un po' bandita, ecco, non è che fosse stato molto detto, questo l'ho scritto anche nell'introduzione. Quindi Sibilla è l'opposto della Pozzi, la Sibilla estroflessa, la Sibilla leonessa, la Sibilla che è molto amata, molto narcisista anche, ma che aveva una capacità di capire il futuro, di intuire il futuro, quello che sarebbe stato anche il livello, cioè il linguaggio delle donne, no? L'importanza dell'identità femminile. Lei parlava di liberazione della donna, ne parlava negli anni 10-20, dopo poi il suo romanzo autobiografico, ne raccontava che aveva dovuto lasciare la casa del marito perché era anche il suo violentatore, il marito, no? E il figlio amatissimo non ha più potuto rivederlo perché non ha potuto stare con lui, per affermare se stessa, no? Quindi era una specie di Nora di Ibsen però in carne, ecco. E poi ha avuto un successo enorme, no? Con gli uomini del suo tempo, al punto che è stata anche insultata per questo, perché chiaramente poteva farlo d'annunzio, ma non una donna di avere tanti amanti. E invece Sibilla, ecco, proprio è una donna di successo, che però ha qualcosa di simile con la Pozzi, molto di simile, nel fatto di questa estrema sensibilità comunque femminile, cioè il successo suo malgrado, perché poi in realtà lei rimaneva sempre da sola. A parte, è così, finita la passione con questi uomini famosi, importanti, da Boccioni a Campana, così, non li racconto tutti, rimaneva da sola. Tra tutte queste passioni c'è stata questa grandissima, per questa amica ravennata, più giovane, che in qualche modo ci voleva, perché essendo lei protagonista del movimento femminista, l'amore per una donna le apriva anche un universo che era poco noto, quello della sensibilità femminile. E anche allora, in quei tempi, sì, c'era stato Oscar Wilde, ma sappiamo anche che non molti, Proust, cioè comunque in Italia nessuno, direi nessuna, soprattutto donna, e ha conosciuto questa ragazza, questa Lina Poletti, molto affascinante, una arrampicatrice sociale molto affascinante, che era l'androgino in qualche modo, no? Cioè la visione che aveva la Sibilla Leramo prima di Virginia Woolf, di pensare che ci sarebbe stato in futuro un mondo in cui l'androginia psicologica, cioè le caratteristiche dell'uomo e della donna in uno scrittore, in un artista, sarebbero affermate. E quindi poi ho visto la prefigurazione di questa idea in questa ragazza e c'è stata questa storia che poi è finita dopo 2 anni, travolgente comunque. E io non mi stupisco di questo, perché andava bene anche con la sua vita di sperimentatrice, no? Lei non si tirava indietro, e mentre l'Antonia aveva 1000 problemi di cose, la Sibilla è l'estroflessa proprio, la creatività, ecco. Però appunto non è meno sola per questo, ecco, questo la comuna. Lei ha ripreso le lettere e le ha presentate, quindi qual è il tenore un po' di queste lettere? Che cosa affascinava veramente Sibilla nei confronti, cioè, di Lina Poletti? E proprio questa, anche la freschezza, insomma, no, del porsi, anche la persona più giovane. Poi questa ragazza, come George Sand, si vestiva un po' maschile, unica, credo in Italia ben poche lo facevano, e con una certa presunzione, arroganza. Probabilmente anche ha sentito simpatia per lei, ma tutta questa sicurezza nascondeva una grande fragilità. E probabilmente amando la fragilità femminile in sé,
non poteva che apprezzare questi aspetti sia di creatività che di talento, perché poi la Cordula Coletti era una che declamava alla tomba di Dante, conosceva Dante a memoria, scriveva saggi, poesie, ha scritto dei drammi poi per Leonora Duse, che è stata la sua successiva amante, no? Quindi aveva talento. E quindi la Sibilla, invece che porsi come altre donne in modo competitivo, ha apprezzato questa personalità più giovane della sua, e però poi ha dovuto lasciarla andare perché non si capivano. A un certo punto veramente credo che la Cordula avesse una forte ambizione in questo senso. Da dire che poi alla fine della sua vita un po' è diventata buddista, quindi ha rinunciato a tutte queste cose e ha voluto come scomparire, come se fosse una scelta. Però bisogna vedere, perché ve lo racconterò, anzi... Anche nello scomparire ci può essere una sorta di coup de théâtre, no? E quindi lasciare... Esatto. Volevo dire che sto scrivendo un romanzo per la Lina Poletti, il nuovo Castelvecchi, quindi mi prenoto già. Sarà una sorpresa per il prossimo incontro. Di nuovo a parlarne. Un'altra cosa ancora, sono poche, almeno fino a quegli anni, le scrittrici che espongono anche la loro vita personale, sentimentale in questo modo, no? In Sibilla Aleramo è stata sempre una donna famosa, e quindi anche questa relazione chiaramente non è passata inosservata, anche in questo clima estetizzante del tempo. Secondo lei è stato per Sibilla Aleramo una forma di emancipazione ancora, oppure un riappropriarsi di una figura in qualche modo maschile, il maschile che poi lei non aveva mai potuto... non lo so, ha avuto sempre un pessimo rapporto col padre, un pessimo rapporto col marito. Ecco, è stato un modo forse di vedere in positivo una figura maschile in questo modo? O la femminilità di Lina Poletti è rimasta sino alla fine? No, lei dice chiaramente che lei amava la femminilità, perché è venuto buio, non so se mi vedete ancora, è una serata tempestosa anche qui a Genova, vedo che è buia, ma va bene, ci piace fare anche così. Allora, io credo che lei dice chiaramente che amava femminile questa donna, e dice infatti perché ti atteggi da uomo? Devi essere donna, non andavano d'accordo su questo, mentre forse l'altra era più moderna in questo senso, perché era più vicina a certi comportamenti oggi, no, delle ragazze più maschili che, come dire, vogliono rivendicare un'identità fluida, non un'identità definita dal comportamento, diciamo, sociale, ma naturale, ma dalla una fluidità, i cosiddetti appunto la gender fluid, no? Ecco, credo che Lina fosse una di queste antesignana, mentre la Sibilla crede totalmente ci sono i maschi e ci sono le femmine, tu devi cercare di capire come sono essere femmina. Ecco, questo non si intendeva, no? Che cosa ha lasciato secondo lei, questa è l'ultima domanda che le faccio, che cosa ha lasciato secondo lei questa relazione in Sibilla Aleramo anche nelle opere successive? Io ricordo un'opera che non è stata pubblicata ancora, o comunque negli archivi, che è Endymione, e mi è capitato di leggere. Che è Endymione? Io l'ho letto questo. Allora, sì, allora, però poi non ha avuto seguito. È molto interessante, sì, è un dramma lirico molto, ma ha scritto il passaggio, che è un bel libro lirico in cui c'è proprio la descrizione poetica, una trasfigurazione lirica di questa vicenda, che continua nel tempo, poi ci ritorna, perché poi lei ha studiato tanto proprio anche dal punto di vista antropologico, la cultura della donna, la psicologia delle donne, sì, non la dimentica. Però non ci sarà un seguito, è l'unica, non risulta, a me non è risultato che avesse avuto delle relazioni d'amore con altre donne, se non une, come l'aveva anche scritto. Le lettere sono bellissime, dovete leggerle, a prescindere da chi sono rivolte, sono veramente lettere molto valide, lettere d'amore molto appassionate, molto belle, e le dice tu sarai l'unica, e infatti è stato così, non per la Poletti ma per la Sibilla, sì. Va bene, noi dobbiamo concludere. Sono contentissima di questo incontro, mi dispiace a distanza, io non sono neanche tanto, non amo la tecnologia che ci mette a distanza, quindi spero che ci sia veramente la possibilità di
di conoscervi dal vivo e di ringraziarvi personalmente. Io la ringrazio veramente per questo bellissimo incontro e veramente speriamo di poterla avere nostra ospite in un'altra occasione, soprattutto per la presentazione del prossimo lavoro. Grazie. Sì, professoressa io spero anch'io. Grazie Saluti ancora. a tutti. Grazie.